Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben trovati all'ultima puntata settimanale con Auto da Fe il venerdì, come sempre. Con noi, lo ringrazio per questo, il professor Fabrizio Pezzani, professore di economia, professore emerito all'Università Bocconi. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno per a essere tutti. con noi. Allora, tu mi hai girato un tuo pezzo di qualche tempo fa, rivisto e riattualizzato alla luce dei fatti attuali e che mantiene una straordinaria attualità. Allora abbiamo deciso ieri comunemente di far principiare la nostra conversazione di stamani proprio da questa serie di osservazioni che tu fai. A me è venuto, rileggendo questo bell'articolo, dove tu parli di bolle, no? Perché ci siamo abituati a questo termine, la bolla finanziaria, la bolla speculativa. Sotto queste bolle che cosa c'è? Che realtà c'è? Mi sono fatto questa domanda da cui vorrei partire con te, proprio per ripercorrere un po' le tappe del tuo ragionamento, che sono perfettamente applicabili anche all'oggi, perché il pezzo ha 8-9 anni, no? Però in realtà, leggendolo, mi sono reso conto che potevamo mettergli la data di oggi, non sarebbe cambiato nulla. Vedendo di andare alla sostanza delle cose, al di là delle bolle, perché la bolla dà l'idea di qualcosa che è momentanea, che è transitoria, che non ha una sostanza vera, non ha una radice profonda. Ecco, andiamo alle radici profonde, lasciamo perdere il perché si usa bolla. Si usa questo termine per distrarre l'attenzione, no? Per portare l'attenzione non sulla sostanza delle cose, ma sulla fuffa superficiale, no? Se è una bolla passerà, ci sono tante cause transitorie, ma così non analizziamo mai le cause profonde. Allora, fatta questa premessa, io ti chiedo, la bolla usata per coprire le crisi economiche e le crisi finanziarie, sono due cose diverse, ma la bolla la lasciamo un attimo da parte e andiamo alla sostanza. Noi siamo in una situazione di crisi finanziaria e ancor prima economica, o siamo tutto sommato bolle che ogni tanto arrivano e che ci rompono le scatole e creano qualche guaio a parte, cioè a parte le bolle, siamo in una situazione di crisi o siamo in una situazione del migliore dei mondi possibili? Tenuto conto che il migliore dei mondi possibili non c'è mai, ma insomma, siamo nella migliore delle ere dove la ricchezza ha raggiunto la massima quota della popolazione mai pensata, siamo tutto sommato in un mondo democratico, insomma siamo nel migliore dei mondi possibili. Le bolle sono qualcosa che ogni tanto accade, fanno male a qualcuno, a qualche speculatore, a qualche furbone, ma sono una cosa marginale. Stiamo bene o stiamo male, professore, secondo te? Allora, se noi diciamo che stiamo bene e che siamo nel mondo migliore possibile, evidentemente noi stiamo vivendo una bolla, che è la bolla dell'illusione, no? La bolla dell'illusione. E noi ci dobbiamo illudere perché il confronto con la situazione attuale è una situazione dolorosa. No? E quindi di fronte al dolore l'uomo cerca di fuggire, di scappare, di crearsi, fra virgolette, dei falsi miti. La bolla noi la conosciamo soprattutto dal punto di vista finanziario ed è importante sottolineare questo aspetto per dare evidenza all'inganno malefico della finanza nei nostri confronti. Allora, l'economia è una scienza sociale, non è una scienza esatta. E la bolla è un esempio evidente. Quando si dice che il mercato crescerà del 2%, che quella società crescerà del 5%, noi stiamo ragionando di aspettative, non stiamo ragionando di conoscenze, sono due cose diverse. Quindi la conoscenza ci dice che, come se fossimo noi nelle scienze esatte, la conoscenza ci dice, la conoscenza di un fenomeno ci dice che se lasciamo cadere un grave, il grave cade per la forza di gravità, indipendentemente dal posto in cui grade, che sia il continente europeo, africano o altro, o indipendentemente dalla persona che lo fa cadere. Il cade grave indipendentemente dal contesto in cui grave e indipendentemente dalla persona che lo fa cadere. Questa si chiama conoscenza. Ma se noi cominciamo a dire il valore di questa azione crescerà
noi stiamo ragionando su delle aspettative, non su delle conoscenze. E questo è l'inganno della finanza, perché se uno vede oggi l'azione un'azione in borsa è cresciuta del 30%, no? E poi dopo 2 giorni crolla del 30%. Questi sono fatti a cui noi assistiamo sistematicamente tutti i giorni, cioè a una serie di montagne russe che vanno su e che vanno giù. Perché? Ma per quale motivo? Perché è il gioco della bolla. Siccome i mercati finanziari sono gestiti dai computer, no? Quindi che cosa succede? Che i computer operano automaticamente quando vengono dati dei loro modelli. Quindi se un valore sale, automaticamente si innesta una warning sui computer che a loro volta vendono o comprano, quindi è in automatico. Quindi gran parte dei valori che si gonfiano o si sgonfiano all'interno delle borse sono valori, fra virgolette, fittizi, che vengono fatti perché il problema è decidere in una velocità incredibile. Quindi sono i computer che fanno alzare, perché se a un computer viene dato l'ordine di acquisto, immediatamente il warning dice acquista, e quindi gli altri computer collegati acquistano e fa crescere il 30%. Non è successo nulla, è successo semplicemente che uno ha dato un ordine di acquisto e automaticamente tutti i sistemi vanno sull'acquisto, e così è per la vendita. Quindi in realtà questo è un inganno della finanza. Ma Ecco, però quello... ti fermo un attimo, professore, perché questo inganno, per essere reso operativo, ha bisogno anche di una componente di informazione, cioè tu la devi raccontare con una bolla informativa, sostieni la bolla finanziaria, perché se no non sta in piedi. Certo, Perché se tu raccontassi la verità, questa roba si sgonfia, no? no, La è la bolla si verità. sgonfia. Se tu La racconti la verità, verità, questa cosa si sì, sgonfia. Allora a me la viene in mente che il verità modello bolla è sorretto dalla bolla o dalla balla dell'informazione, che è è ovvio che utilizzata, è scusami tutto professore, che è collegato. utilizzata sia dai media che dalla politica. E, E qui e, arriviamo alle altre bolle. Perché Sì, quando... allora è o no? importante, sì, importante è l'informazione, ma l'informazione è funzionale a creare la bolla, perché Appunto. l'informazione, quindi il problema di fondo, per rimanere nell'ambito della finanza, perché nessuno studia più l'economia, è che la finanza, come venne assegnato il premio Nobel nel 94, si diceva la finanza è razionale e non sbaglia mai nell'allocazione delle risorse, perché a parità di informazione Mm. gli operatori decidono allo stesso modo. Questa è una balla colossale, non è vero Ecco, e non appunto. è Ma per scientifico. tenere in piedi la balla tu hai bisogno comunque di un'informazione. Tant'è vero che tu scrivevi nel tuo articolo tanto tempo fa che prima o poi la verità nascosta comincia a Esatto. venire alla luce e il castello dei sogni si frantuma. E questo Però è questo, stato... se mi permetti, professore, qui cade a proposito un articolo che stavo leggendo stamattina dell'amico Riccardo Ruggeri, splendido 92enne, il quale parlava del nostro mestiere, della libertà di stampa e del giornalista. Allora, l'editore, se fa l'editore, può avere un grado di libertà. Il giornalista la libertà ce l'ha soltanto in parte, perché deve riuscire a uscire dai paletti ideologico-politici dell'editore e fingere di essere libero verso l'esterno. Quindi il giornalista vive in un mondo di libertà vigilata e recitata. La recita di essere liberi mentre non lo sei è il fondamento di tutte queste bolle, professore, mi viene da dire, di cui parli tu. Perché se non ci fosse il ruolo chiave dell'informazione e della politica a tenere in piedi le bolle, queste scoppierebbero. mm? E si imporrebbe una verità diversa. Faccio un esempio molto pratico. Se te sei al governo, tieni su la bolla che tutto va bene, non è mai andato meglio che non è. Tutti i governi, di tutti i colori. Se sei all'opposizione, tieni sulla bolla che va tutto male, quello che sta facendo il governo. In mezzo c'è la realtà, che non è né l'una cosa né l'altra. Però non ne usciamo mai e quindi questa bolla enorme della politica e dell'informazione continua a rimanere in piedi. Oggi per di più
coloro che sono nel mondo dell'informazione sono sempre più schiavi di queste bolle, che siano finanziarie, economiche o politiche. Il giornalista oggi è più schiavo che mai, secondo me, perché nella la storia. bolla, la bolla ti fa vendere, d'accordo? Quindi la bolla ti fa vendere il giornale, la bolla ti fa vendere la politica. Bisogna capire una cosa per entrare nel merito, e qui siamo, la bolla, come scrivo nel mio articolo, non è solo una bolla finanziaria, la bolla è anche una bolla delle aziende di consumo. Noi siamo un paese di consumatori, Sì, no? Quindi sì. il modello di vita che si è sviluppato è un modello di consumo, ma il consumo perché funziona? Cioè le aziende di consumo vendono dei beni, che siano le borsette, che siano gli occhiali, che siano i vestiti, che siano le scarpe e altro, i profumi, ma nel modello di vendita o nel modello di informazione viene associato che l'acquisto di quel bene genera Sì, un sì, sì. senso di stare meglio, che diventi bravo, che Un diventi fatto bello, che diventi emozionale. un mondo. E questo che cosa fa? La gente compra. Che cosa? Non il bene per in sé, ma compra quel bene perché la fa stare meglio. Ti posso Per... fermare un attimo, perché questo meccanismo vale per vendere il giornale o per vendere il partito politico. È la stessa Certo, roba, è no? così. E quindi in realtà che cosa succede? Succede che tu compri un bene, e qui è importante, perché ti allontana la percezione di quello che sei veramente, che ti darebbe dolore. Quindi la coscienza del momento in cui sei, che è dolorosa, e quindi tu hai bisogno di comunicazioni che ti illudano. E questo richiama la Mm. psichiatria, cioè Sigmund Freud, che 100 anni fa dichiarava che l'uomo è sottratto, è costretto al principio di realtà e al principio di piacere. Il principio di realtà è doloroso, perché affrontare la propria vita, le sue limitatezze finite e infinite, la vita, non la vita, il benessere e non altro, è doloroso. E quindi tu hai un principio di piacere, cioè ricerchi il piacere, perché quel piacere che tu compri o che ti viene dato a voce o che ti viene, che sia una rassicurazione falsa, comunque sia, è un elemento che ti riduce il dolore che hai dalla percezione di essere limitato nelle cose. E Ecco, e tu questo scrivevi poi il passaggio successivo, o meglio, questa modalità di comunicazione appunto si è estesa anche alla comunicazione politica, no? Sia per c'è. i partiti che per paesi. E allora siamo lontani, come scrivevo, dal tempo di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi, che è stato un grande, fra virgolette, politico, anche economista, diceva ai suoi che nelle elezioni voi dovete promettere sempre, sempre qualcosa di meno di quello di cui voi siete sicuri di ottenere. Siete sicuri di ottenere 100? Tu di che otterrai 80, non 100. Oggi è il contrario. Cioè, se tu non sai neanche bene che cosa vuoi ottenere, l'importante è che tu la spacchi, no? E quindi che cosa prometti? Mi ricordo questa famosa comizio di Berlusconi, che era un venditore incredibile di sogni, era un venditore di sogni, di Il sole in illusioni, tasca, d'accordo? il sole E, in tasca era la sua so- massima, no? che a un convegno a Roma elettorale, urlando in preda all'eccesso di piacere, di bisogno di dire alla gente non la verità. La gente non vuole sentire la verità, la gente vuole sentire delle illusioni che la facciano stare bene, no? E lui disse: noi cureremo anche il cancro, noi cureremo il cancro, risolveremo il problema del cancro. Questo detto da Berlusconi nel corso di una campagna elettorale. Quindi la gente non vuole farsi dire la verità, la gente vuole sentirsi dire quello che le fa comodo, e quindi vuole sentirsi dire che siamo in un mondo migliore, che siamo in un mondo in cui la democrazia va bene, che siamo in un mondo in cui l'economia non crea problemi, che siamo in un mondo in cui non c'è disoccupazione, non c'è disuguaglianza. La gente non vuole sentirsi dire queste cose qua.
E quindi che Ecco, cosa però fa? attenzione Fabrizio, seguendo il tuo ragionamento, giusto per interloquire, ma la tua linea di pensiero mi stimola molto, perché? Perché se i politici imparano a fare appello, come tu scrivi, più ai desideri degli elettori che È così, invece alle proposte politiche in cui credono veramente o che reputano necessarie o che reputerebbero necessarie, se la politica diventa questo, allora finisce facilmente schiava di poteri più forti, no? Che ne influenzano certo, le certo. decisioni, o no? E questo fa sì che la politica diventi debole. E lo vediamo nei fatti, non è che lo pensiamo, lo vediamo nei fatti. Quindi quando noi andiamo a dichiarare tutta una serie di cose e il rating scende, effettivamente scende, ma non è così come la gente lo potrebbe capire. Il debito, stiamo parlando della situazione italiana, no? E questo però vale per tutte le società occidentali, ma anche vale per tutte le società, perché la gente, ripeto, ha bisogno di fuggire dalla realtà, ha bisogno di fuggire e questo dal punto di vista della politica, la politica, fra virgolette, vive di illusioni, perché la gente, Quindi diciamo la ripeto, bolla finanziaria e la bolla politica alla fine si ma assomigliano. anche la bolla commerciale, Mm. anche la bolla commerciale. Tu dici prendi questo bene, questo prodotto che ti farà stare meglio, Solo che c'è un che problema, andrai, che prima o poi la bolla scoppia e qualche la effetto bolla lo scoppia. crea. Allora, guardiamo i Cioè, poi ne subprime. arriva una nuova, per carità, però... È scoppiata nel 2008. Perché? Perché la gente pensava che gli immobili, il valore degli immobili sarebbe cresciuto all'infinito. Allora compera sulla carta, compera, finché a un certo punto il valore è scoppiato. Cioè hai fatto innalzare il valore, finché a un certo punto arrivi a un livello in cui qualcuno comincia a vendere. Qualcuno comincia a vendere. E allora, nel momento in cui qualcuno comincia a vendere e le vendite cominciano a essere superiori agli acquisti, il valore dei beni comincia a scendere, ma scende di colpo, crolla. E qui abbiamo avuto il problema dei subprime, dove tutti erano illusi che Mm. sarebbero andati su all'infinito. E attenzione, i maître pensée americani, la Fed e altri dicevano non c'è nessun problema, i subprime sono Mm. un'ottima soluzione, hanno continuato ad alimentare la bolla, l'informazione. Allora, Ecco, però, vorrei solo vabbè, dirti sì, questo, sì, che sì. il giorno prima del crollo di Lehman Brothers nel 2008, nel settembre del 2008, il giorno prima sul Washington Post, principale editorialista americano, scriveva che la bolla dei subprime era un problema che non era un problema e che Lehman Brothers non rappresentava un problema, che era sicuro, il giorno dopo è fallita. Allora, questo siamo in una situazione in cui l'informazione è funzionale a creare le bolle. Ecco, però Fabrizio, fammi fare un passo in più, perché il tuo articolo è molto utile, secondo me, anche oggi, proprio perché entra in questioni strutturali, no? Alimentare queste bolle basate sui desideri più che sulla realtà, a un certo punto scoppiano le bolle e diciamo, non è che in questo modo tu hai migliorato la realtà, anzi il disagio e il senso di lontananza dalla realtà vera aumentano. Poi verranno sostituiti, diciamo, da altre bolle, da altri desideri. Però questo ciclo continuo alla fine forma, da un lato crea un potere sempre più egemonico e lontano dalla realtà, dall'altro però disgrega la società, l'aspetto collaborativo della società. La società si frantuma. Tu citi a questo proposito un grande economista, no, austriaco, Ludwig von Mises, che in un suo libro del 1947, L'azione umana, fa un ragionamento proprio su questa questione, su cosa tiene insieme una società. Se tu la alimenti di bolle, vellichi i desideri, dici alla gente quello che si vuol sentir dire e in realtà stai creando una realtà sempre più funzionale al soddisfacimento di interessi egemonici, si crea una parte sempre più alta che fa profitto, che guadagna, che vive, una parte sempre più bassa che vive di balle e di invenzioni e di bolle. Ecco, questa non è più una società collaborativa, no? No, infatti, Von Mises diceva che la differenza fondamentale sta sul concetto di cooperazione. La cooperazione basata sul contratto sociale
e su una relazione simmetrica, cioè uguale tra i soggetti che stipulano il contratto, cittadini e politica. E la cooperazione politica, dall'altra parte, è basata invece sul comando e sulla subordinazione. Era un'intuizione profondissima, è quello che viviamo, secondo me, no? Ed Questo. è, lui la definisce una relazione asimmetrica. Certo. Asimmetrica, perché a questo punto chi gestisce il governo, il potere, no? E saliamo sempre di più, ha una relazione asimmetrica, perché l'informazione non è più tale da consentire una relazione simmetrica, ma è una relazione asimmetrica, e quindi si crea un potere in mano a chi governa che è funzionale al potere stesso e agli amici degli amici degli amici. Quindi si crea una situazione, fra virgolette, di occupazione del potere, non di governo della società. E questo è un fatto importante. Mi colpiva questa osservazione che facevo proprio ieri, no? E che credo capiti a tutti. Quello che mi colpisce è che io abito a Parma, ma le stradine vicino al centro, e credo che sia la stessa cosa a Milano piuttosto che a Roma, sono piene di piccole trattorie, di piccoli punti ristoro che si riempiono alla sera di giovani. I giovani sono sempre lì a bere qualcosa, a mangiare qualcosa. E allora, in sostanza, questa, fra virgolette, movimento, no? Questa pulsione a vivere dei momenti di piacere, secondo me, per i giovani è una fuga dalla realtà, perché la fuga dalla realtà sarebbe estremamente dolorosa, e quindi pensare che il lavoro, il posto di lavoro è sicuro, non è sicuro, ci sarà, non ci sarà, come andremo, la mia famiglia, l'economia, cioè i giovani, in fin dei conti, credo, no, che questo consumo, fra virgolette, di massa, no? Che tu vedi in queste bettole, in queste trattorie, in questi bar, l'aperitivo alla sera, eccetera, che è diventato un rito. E allora questo rito a sua volta è una forma anche quella di fuga dalla realtà. Sì, è un È una modo per bolla. riempire un vuoto, diciamo, no? È un Tutto modo sommato. per riempire un vuoto, un modo per riempire, stai assieme agli altri, condividi, bevi, non pensi che troverò il lavoro, non troverò il lavoro, starò a casa, avrò i soldi per andare in vacanza, non li avrò, e preferisci, fra virgolette, esorcizzare il dolore attraverso un modello di consumo che ti, fra virgolette, anestetizza il dolore. Questo secondo me è estremamente importante, e la comunicazione politica, come abbiamo detto, è funzionale a questo, cioè funzionale ad anestetizzare il dolore, no? Attraverso un processo di comunicazione, fra virgolette, che illude il bambino dentro di noi e gli dice: non ti preoccupare, va bene, non ci sono problemi, non ti preoccupare, va tutto bene, noi siamo in una buona democrazia, non ci sono problemi particolari. Quindi questo credo che sia il problema di fondo, insomma, che è sempre stato, ha sempre colpito le persone, le bolle. Pensiamo a tutti i casi che sono, insomma, tutte le rivoluzioni che ci sono state, no? La rivoluzione francese, la rivoluzione russa, sono state tutte l'esempio di come una modalità di gestione del potere che creava, che come dire, bloccava, negava la realtà, quindi negava la povertà in Francia, in Russia, negava la rivoluzione americana, no, sono state tutte in funzione di una presa di coscienza che la realtà era dolorosa, perché nella rivoluzione francese non c'era da mangiare, ma se il re, anziché mandare i fucilieri a sparare ai rivoluzionari, avesse mandato delle carrette di pane, la rivoluzione probabilmente non ci sarebbe stata. Quindi tutta una serie di fatti sono funzionali a creare delle bolle che poi inevitabilmente scopri. La rivoluzione è tipicamente una presa di coscienza di una realtà che tu non puoi più andare avanti così. E questo diventa alla fine la bolla che salta in modo violento, perché la rivoluzione sociale, la rivoluzione bellica è una rivoluzione violenta,
ma d'altro canto arrivi sempre a una situazione in cui la realtà in quanto tale non è più sopportabile. Allora, non è Tu più vedi alle porte esorcizzabile. una realtà di questo tipo, professore? Tu vedi alle porte un esito di questo genere? Allora, Adesso, oggi? io oggi vedo il collasso di un sistema sociale. Allora, il collasso di un sistema sociale non è che le società nei 2000 anni di storia non sono mai morte per morte naturale, sono morte per suicidio. No? E che cosa succede? Succede questo. Questi sono dati di fatto, cioè è una ricostruzione storica. Se prendiamo gli eventi di collasso delle società, sono tutti esattamente uguali come modalità. In particolare, che cosa succede? Che quando sorge una nuova società, quelli che sono al potere ragionano, pensiamo alla nostra, con De Gasperi, con Togliatti a suo modo, con Einaudi, abbiamo avuto dei grandi politici, no? Che hanno saputo pensare al bene comune. Progressivamente il governo che si appropria delle disponibilità tende ad avere un interesse maggiore per soddisfare il bene personale e quindi dal bene comune si passa al bene personale. Per soddisfare il bene personale cosa fanno i governi? Finiscono per chiamare al proprio, diciamo, al proprio circo, no? Persone corruttibili, no? E di scarso valore, perché tu non puoi avere uno che ti contesta e ti dice la verità, tu hai bisogno di uno che ti dica sì, hai ragione, va bene così. E quindi finiscono per circondarsi di persone di scarso valore. E le persone di scarso valore che vanno al potere, a loro volta, chiamano persone sempre di più basso valore, finché a un certo punto il sistema salta. Quindi se noi ritorniamo al discorso dell'economia, che è una scienza sociale, noi non sappiamo qual è la percentuale di disuguaglianza oltre la quale scatta il casino. Non sappiamo qual è la percentuale di povertà oltre il quale scatta una rivoluzione sociale. Noi andiamo avanti, Ecco, illusi in questo senso. a questo proposito, siccome dobbiamo anche chiudere la nostra conversazione, io voglio citare una frase che tu citi peraltro nel tuo articolo, bellissima, del sociologo Arnold Toynbee, nel suo libro Le civiltà nella storia, il quale dice appunto le società muoiono perché le elite al governo perdono la capacità di rinnovarsi negli uomini e negli ideali e finiscono per collassare. Che è una traduzione semplicissima di questo concetto che tu hai appena illustrato, no? Anzi, è la stessa cosa. Sì, certo. Toynbee descrive il declino delle società. Ricordiamo che Toynbee nel 1946 scrisse quel libro, no? Il scese e declino delle civiltà, e nel 1946 lui scrisse: alla fine di questa seconda guerra mondiale l'Europa ha consegnato il bastone di comando dell'ecumene agli Stati Uniti, 1946. Ma nel momento in cui sto scrivendo, io credo che questo non durerà più di 3 generazioni. Il futuro sarà scritto dall'estremo oriente. 1946. Allora è chiaro che c'è una ripetitività nella storia e i governi. Allora prendiamo il governo degli Stati Uniti, Trump. Trump è un venditore. Trump è un venditore. E allora si trova di fronte, non ha il coraggio di dire ma siamo in difficoltà, mai il problema del debito, mai il problema. Quindi lui continua, fra virgolette, a gestire una funzione politica che però sta facendo crescere il dissenso sociale. Lui ha fatto questo Big Beautiful Bill Act in cui aumenta la ricchezza dei ricchi e impoverisce la povertà dei poveri. È destinata questa situazione a generare dei conflitti sociali che stanno emergendo nelle società. Mm. Tant'è che lui che cosa sta facendo? Che manda la Guardia Nazionale nelle varie società per contenere gli eventuali azioni di protesta. Ecco, non è per Quindi fermarti, ma sono le 11.01. No, avevamo già sfiorato questo tema, ma lo riprenderemo. Però, professore, il fulcro del ragionamento che abbiamo fatto finora sulla scorta del tuo articolo mi sembra che sia
applicabile a tutti i corsi e i ricorsi storici. Questo è il punto Sì, chiave. Ci vuole un scusa, momento di rottura vera in questo sì, meccanismo. vorrei ricordare quello Mm, che diceva Leopardi, che è stato un mm. grande filosofo, non solo un grande poeta, ma un grande filosofo. E diceva: illusioni, illusioni, amene inganni. Illusioni, illusioni, amene inganni. Quindi le illusioni sono degli inganni. E Per però quanto quegli ameni. inganni, tu vivi sull'inganno della gente che non capisce, ma quando capisce diventa un problema. Allora, io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani e tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie, professore. Grazie a voi a tutti. A presto. Ciao.